L'appuntamento elettorale di fine maggio in Veneto ha detto molte cose. Anzitutto che la batosta del centrodestra alle politiche di febbraio ha fatto sentire i suoi effetti anche a livello locale, con la sostanziale affermazione del centro-sinistra ed il clamoroso fuoco di paglia del Movimento 5 Stelle. Due i capoluoghi, Vicenza e Treviso, entrambi con candidati leghisti per il centrodestra, entrambi espressione di un carroccio di lungo corso che ha pagato probabilmente dazio. Nel capoluogo berico, con il netto successo dell'uscente sindaco di centrosinistra Achille Variati nei confronti di Manuela Dallago, le cui dichiarazioni del dopovoto hanno fatto addirittura intravedere che lei stessa, alla resa dei conti, non abbia creduto fino in fondo a questa candidatura. Nel capoluogo della Marca si andrà al ballottaggio, ma nel feudo storico del Carroccio il fatto che l'avversario del vice sindaco uscente Giancarlo Gentilini, cioè Giovanni Manildo, sostenuto dal centro-sinistra, si sia imposto largamente, la dice lunga su una flessione in cui ha inciso sicuramente l'astensionismo, ma dove questo aspetto non risulta certo alibi sufficiente a spiegare una debacle probabilmente annunciata al di là del grido d'allarme lanciato dai giovani del Carroccio Veneto, Canere Tosi in testa. Ha vinto il non voto, certo, ma anche la protesta, come spiega il precoce tramonto grillino, segno di una inevitabile indifferenza generalizzata ormai del cittadino nei confronti dei palazzi del potere. A chi sarà chiamato a governare l'arduo e ingrato compito di ridare credibilità alle istituzioni, compito a cui sembra delegato il Partito Democratico che a Vicenza, con quasi il 30% delle preferenze di lista, è diventato il primo partito cittadino. Evidentemente l'abbinamento al nome di Variati ha fatto bene al Partito Democratico, meglio di altri abbinamenti.